Ciao a tutti e bentornati a una nuova escursione con Antelacus. Oggi ci troviamo nelle Dolomiti del centro Cadore e precisamente a Pozzale, un piccolo paesino che sta sopra Pieve di Cadore. Da qui parte la nostra escursione di oggi. Noi andremo da quella parte, cioè a sinistra, e torneremo per destra. Lo scopo è raggiungere Colle San Dionisio, su in cima, scendere al rifugio Antelao e poi tornare per la parte esterna. È un percorso molto semplice, quasi tutto su strada bianca, tranne qualche tratto di sentiero. L'unica cosa un po' importante è il dislivello, in quanto ci sono un paio di saliscendi che lo allungano un po', ma per il resto è molto facile. Bene, possiamo andare. Ragazzi, qui fa un caldo micidiale. Sembra di essere in pieno Ferragosto, canicola ferragostana, e invece siamo solo a fine giugno. Qui il primo tratto tira da morire, poi adesso ha spianato leggermente, la tendenza è meno sostenuta e siamo circa a metà strada per il Monte Tranego, più o meno, forse un po' di più. Questo qui sotto è il lago di Calalzo. Quelli che vedete sullo sfondo sono gli spalti di toro e lì prima dell'albero il Duranno col suo naso. Bene, finalmente il grosso della salita l'abbiamo fatto. Siamo poco sotto la vetta del Monte Tranego e alle mie spalle c'è l'Antelao, in latino Antelacus, che è anche il mio nome. Oggi gli facciamo onore. È rarissimo vederlo senza nuvole, così come adesso. Fantastico, fa un caldo micidiale. Adesso abbiamo una discesa di circa un quarto d'ora fino a Capanna Tita Pancera, dove si spera di trovare l'acqua con la fonte. Ragazzi, fa un caldo, ma un caldo. Eccoci qui, abbiamo fatto poche decine di metri da Capanna Tita Pancera, dove abbiamo trovato l'acqua finalmente. Adesso ultima salita, San Dionisio, il colle. Abbiamo deviato a sinistra pochi metri dalla strada che porterebbe al rifugio Antelao e qui sì, circa mezz'ora dovremmo essere in cima e lì mangeremo. Dopodiché scenderemo dalla parte opposta e arriveremo al rifugio Antelao.
ci sono un paio di punti, quello precedente e questo, che sono completamente franati ed è parecchio esposto. Bisogna fare attenzione, è proprio una cengia. E qui c'è un ponticello sbilenco, balla anche un po'. Guardate che meraviglia, verso il Duranno si aprono delle vedute fantastiche. Siamo quasi arrivati. Eccolo lì San Dionisio. 5 minuti, ultimo strappetto. Siamo arrivati a San Dionisio. Questa è la chiesetta dietro di me, la vedrete anche nelle foto, la chiesetta di San Dionisio. Un posto meraviglioso con un panorama impagabile. Oltretutto la giornata è veramente ottima, le nuvole sono molto alte e permettono di vedere il panorama. È stata una bella fatica e attenzione che ci sono, come abbiamo documentato, un paio di punti un po' così, un po' esposti perché è franato il sentiero nell'ultima parte. Adesso prenderemo il sentiero di discesa e andremo, in circa un quarto d'ora, massimo 20 minuti, a Rifugio Antelao. Ma prima facciamo tutto quello che fanno tutti quelli che vengono qui, e cioè questo. Attenzione, punto scosceso. Eccoci a Rifugio Antelao. Siamo tornati a Capanna Tita Pancera. Non ci siamo fermati a Rifugio Antelao perché non ne valeva la pena oggi. Però ci ricordiamo che qualche anno fa ci siamo stati e avevano delle fette di torta veramente notevoli. Chissà se le hanno anche adesso. Adesso, per tornare indietro, non faremo il percorso dell'andata, ma scenderemo giù da quella parte di là, che è un sentiero che sta nel bosco e poi sbuca su un'altra strada. Ve lo documenteremo. Possiamo andare. Bene, siamo arrivati al Rifugio Prapiccolo, dietro alle mie spalle. Questo rifugio è chiuso ormai non da anni ma da decenni. È nato molti anni fa, è rimasto aperto per poco e poi è stato chiuso. Abbiamo finito il tratto nel bosco, ormai siamo sulla strada e adesso con la strada torniamo al parcheggio. Il giro è stato bellissimo, noi lo conoscevamo molto bene. Non ha particolari difficoltà, ci sono quasi tutto su strada bianca, tranne i 2 tratti di sentiero che vanno e tornano a San Dionisio. Però dobbiamo aggiungere una cosa, rispetto all'ultima volta che l'abbiamo fatto, sono comparsi 2 pezzi franati che non c'erano
e che hanno creato in pratica due cengi molto esili piuttosto esposte, quindi lì bisogna fare un pochino di attenzione. Per il resto è un giro di grande soddisfazione e tutto sommato piuttosto semplice. Molto lungo e oggi anche molto faticoso per via del caldo. Noi ci salutiamo qui, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, ricordatevi Antelacus Author sono le due parole con cui ci trovate dappertutto, pagina Facebook, pagina Instagram, canale YouTube e blog. Bene, grazie e alla prossima escursione con Antelacus.